5.000 mi piace e vi porteremo un altro video di coppia. Volevo vedere, cioè, com'era quel coso che esce proprio. Oh, non si scaccola però. Amo, meglio fuori che dentro. Cioè, sta solo che si scaccola. Vabbè. Ma ti puoi mettere un po' più là che mi stai ostacolando le spalle? Stai a casa mia, comando io. A casa lo comandi tu, ma comando io. Dicevi, prendi quelle cose, prendi quelle cose, prendi quelle cose, là sopra il tavolo, prendi quelle cose. E tu dici fecca? Che ce fa? Già fa. E waiu! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Superallan, siamo qui oggi con un nuovo video e come avete visto dal titolo e dalla miniatura, oggi faremo un video epico. Scopriremo chi è la fidanzata più intelligente. Siamo guaiati. Stamma Zumba! Allora, innanzitutto diamo il benvenuto alla Fuse Gamer House a Roberto. Roberto, in Fuse Gamer House prima di GTA 6, questo era un traguardo da tagliare, l'abbiamo tagliato. Giuseppina, Prima di GTA 6. 4. 3 forse. Molti GTA ti sei fatto qua. Allora, cosa ho fatto? Mi sono preparato alcuni video che ho trovato in giro su YouTube di cultura generale, quindi qualsiasi cosa, che ne so, storia, geografia, Italia, qualsiasi cosa, non li ho manco visti tutti quanti, quindi lo scoprirò insieme a voi, questa sarà la cosa bella. Posso dire una cosa? No. Noi siamo delle persone rispettabili, Roberta. prima Non lui. possiamo essere smerdate in questa maniera, è vero? Fammi Infatti, rispettare. questo è vero. Che già fai. Già fa, fai Esatto. rispettare nel video, vedete? Poi ci saranno domande logiche, domande di matematica, ci divertiremo. Logica più o meno matematica. Allora, prendiamo il telefono, io e Andrea leggeremo. Ma non ho capito una cosa, cioè rispondiamo solo io e Giuseppina. Chi è la fidanzata più intelligente? Ah, come ti la fai Perché capire? dovete sputtanare noi? E nulla! Casa nostra! Regole nostre! Ma voi non arriverete neanche alla seconda frase. Ma tu mi fai un wifi, va a carrucolo sto coso. Ma se è la prima volta nella metticelo! Allora, vediamo questo. Allora, metti alla prova il tuo quoziente intellettivo con questo test. Vai. Con questo test! Qua però è una cosa buona per voi perché ci stanno comunque 4 opzioni. Vai. Allora, quanti 2 compaiono da 1 a 100? 10, 20, 12 o 11? Yeah. Dovete calcolare, Yeah. dovete contare. Aspetta, però il 2... Ah, c'è proprio un, allora, Cioè, qua c'è proprio un 20 problema di cioè, tipo- comprendonio! Il Tipo 22 è compreso due volte. è 20... Amore, ah. È compreso il 2. Il 2 solo. sì. Esatto. Penso di sì, ma non lo so, ragazzi. Quanti due compaiono? Vedi, io basta, un po' breve. Aspetta, le soluzioni! 10, 20, 12 e 11. Cioè il 22 è compreso due volte il 2, quindi fate il calcolo. Poi questa sfida sarebbe anche a tempo, però vi Infatti. risparmiamo questa cosa. Eh. Cosa ti fa ridere il fatto che ti stiano facendo delle domande di intelligenza a due capre? Quante? 10? 10, 20, 12 o 11? Vabbè, butta a caso. Ma no, aspetta, contate. Pure siete avuti insieme. Non può... Ma vedete? No, ci sta a rispondere! risposta! Amo, 10, 20, 12. Mani, una miseria. Ma lascia po'! Ma vero? Oh, mi Allora, dai uno messaggio? da 1 a 100. Per la mano, 2, Zitti! 12, Zitti! 20, Zitto! 22. Vai, contate in testa. Ma nel 20 quante volte è compreso? Zitto! 10 volte. È già 10 Zitto! dalla mezza, 10. Mamma mia, già 10 dalla mezza. Che nel 20 già è compreso 10 volte. Mamma mia che capre, entrambe però. Entrambe, non una sì, non entrambe. Stai zitto! Cioè tira pure 10, 20, 12 e 11. Fra, questo è facile, dai, oggi. No. 10, 20. Hai vista? No, non ho visto! Quanto? Fate 20! Secondo te? Sono 20. 20, bravo. Sì, ma non mi dovete parlare sopra, io mi devo concentrare. Poi questo ignorante già nel 20 ci stanno 10 10 volte. volte. Non è vero, perché 22 su 2, scemo unito. Almeno ho detto. Ma state zitto. Ok, vai avanti, però che sa che la senti prima. Osserva questa sequenza. Quale numero viene dopo? No, io qua sono bravissima. 4, 8, 14, 22, 32. 50 Però me lo devi dare in mano, mi devo fare il colpo del mano. Ti amo. Ah, ma io sono una capra qua. 2, 4, 8, 14, 22, 32. Allora, quale numero viene dopo di Aspetta, questo? zitto. Ma aspetta, non c'è. Zitto! Su pace ne calca, ma già arriva prima. Ah, una rapido passare, questo è uscito in merda. Ah, sì.
Aspetta. Aspetta. Ok, io ce l'ho. Cioè, perché ci vanno tu? Ho capito. Ok, ce l'ho. Devi fare 32 più. Devi fare 32 più. 22. Ma che cazzo dici? No. Oh, devi fare 32 più. Ci sono arrivato io. No, vuoi sapere? Certo. Ah, più 8. No. No, io qua sono bravissima. È 44 il risultato. Perché devi fare 32 più 12. Incredibile! Avete ragione. C'ho per il momento la fidanzata più intelligente. Praticamente devi fare allora ogni volta aggiunge un 2 in più. Esatto. Ah, un 2 in più, vaffanculo, io ero andata oltre. Allora, sentite questa invece. 44. Che giorno sarà domani se 3 giorni fa era mercoledì? Dai. Che giorno sarà domani se 3 giorni fa è stato mercoledì? Secondo me è domenica. Domenica. È domenica. Entrambe hanno avuto il punto. Vabbè. Sentiamo la 4. A quanto corrisponde un quarto di 2/3 di 9.000? Un quarto di 2/3 di 9000. Allora, vediamo, magari qualcuno di voi ci può arrivare, oppure semplicemente ammazzo, butterò. Allora, intanto un quarto di 9.000 quant'è? Dimmelo tu. 9000 diviso 4 si fa. Pure io quello so. No, io stavo facendo. Non lo so. Sì, però sì, un quarto si fa io non ne ho così. visto. Però 9000 diviso 4. Possiamo usare anche il telefono, eh? Funziona. Vedi. Ditemi il calcolo da effettuare. 2500. Vedi penso. 9000 diviso 4? Però non ci sta. Che ha detto? 2250. Però un quarto, che ha detto un quarto di 9000? No, ha detto un quarto di 2/3. Aspetta, 2250 per 2 quando fa? Per 2250 per 2? 2250, 2/3, quindi 4500. Ok, ci fai 2250 diviso 2 1125. per 3. 3375. Però ha detto un quarto Di 2/3 di 9000. Un quarto e 2/3 dovrebbero tipo, capito? Sì. Ah, Allora, perché si fa? Due. Tu un mezzo per un... Sì, un mezzo per un Per terzo. un terzo. 3 Esatto. per 2, 6, un sesto Un di se- 9000. 9000 diviso 6. 1500. C'è? Però Vediamo. questo l'abbiamo fatto insieme. 1500. Oh, bravo. Ma la già svoltati che l'ha Sì, fatto. no, perché io invece avevo pensato, già lo stavo facendo in mente, però con voi, con le vostre voci. Io invece stavo facendo pure poi ho visto, ma non ci sta, si devono mettere insieme. Facciamo l'ultima domanda di questo video. Del perché mal di sennò- testa. Oh, domanda 5. Quale numero dovrebbe essere l'ultimo di questa sequenza? 17, 23, 16, 24, Ok, 15, ci sono. 25, Già l'hai 14. fatto? Sì. E va. E beh, come hai No. fatto? Aspetta, vediamo L'ha Roberto. detto. Io l'ho detta. Ok, 26. Pure io. Ma tre. Perché 23, 24, 25, 26, 26. 17, 16, 15, 14. Buonanotte! Buongiorno, gli giochi in uno. Bravo, brava. Un punto in più per Roberta. Esatto, sta un punto in più Roberto. E quindi, pronostic. Aia. Passiamo al secondo video, va? Gli danno il copyright! Matrimonio. Cerca di non mettere in pausa il video, di rispettare il tempo limite di ogni prova, vai. No, no, Sì, no. John. Vai, non mi devo mettere in vai. pausa il video. Vai. Ma io sta la musica. Eh sì, ma dopo lo mettete in pausa per dire la risposta. Ma fa tutto di fila, Riyad. Allora, Oh. ho 15 secondi la prima. Intelligenza fisica. Quale bicchiere ha più acqua? Sta uno con una graffetta, un altro con una penna, un'altra con un cucchiaio, un altro che è una gomma cancellata, un foglio. Quale bicchiere ha più acqua, signori? Quale dite? Ah, A. Dite A. Bravo. mamma Che mia, noi demenza. siamo troppo per voi. Posso dire? Ma no, ma allora capito, vediamo se è giusto. Ti puoi fare un po' più là? La graffetta è il volume minore tra i quattro oggetti. No, ma Ti devi costringere. i due quadrati indicati sono dello stesso colore? Due quadrati indicati sono dello stesso. Sì, secondo me. Sì, e quindi noi diciamo no, scusa così. Aspetta, nello stesso. Ma quali sono i quadrati indicati? Oh, uno è giallo, uno è marrone. Dici che no. No, perché uno è arancia e uno è marrone. Vediamo? No. Incredibile, cioè aveva No, ragione. sì, sì. Ma ragione io. Quindi stavo più uno. Stavo più uno Roberto. Più due. Perché Perché c'era c'è l'ombra. c'era l'ombra. C'è Devi stare zitto. Intelligenza visiva. No, visone. Ma E sta musica. Poi- Che lettera legge? Bravi, bravi, bravi. però devi fare vedere pure- Dai, che No, lettera leggete per due? La E. Bravo. La Misselina?
vedere se sei... Rincoglionito. Pattern recognition. Continua la sequenza in modo logico, vai. 26. Abbassa la musica! Non li fa concentrare. Ma resta a chiesa. Ma che vuol dire? Non ho capito. Continua la sequenza in modo logico. Vai, che faccio? Io dico la C. Buttiamoci con la C, Stai zitto! Buttiamoci con la C, idiota. Zitto! Ma è facile, C. Vamo, ne risposta. Ci va. È B. Hai visto, Cristo È vero. Santo, che mi devi far sentire? Ma che invece che cazzo No, fa? era così, perché faceva ta. No, ti devi stare zitto. Gli puoi dire che lui non fa parte del gioco? Ah, beh, però per comunque favore? li sarà- Ma sì, ma non mi fa sentire. Intelligenza logico-numerica. Aspetta, che io non vedo. Solo per i geni queste. No, e vedi che da loro stanno prima. Oh, da calma! Non accusare che è più intelligente di te, vabbè. Solo per geni. Devi stare zitto, mo, eh. Solo per J. Vabbè, qua vediamo qualche secondo in più Andiamo, effettivamente. 11 e 12 fa 23, vi trovate? Stai zitto! 14 e 14. No, non ho capito niente. solo- Scusa, 11 più 12 Fa 23. 14 più 14 Ah, quindi 8. Non fa 55. appunto. Quindi fatto un punto. 10 più 23 fa 23. 10 più 23 fa 23. 23 fa 33. Io ci sono. Vai, No, dici. no, non ci credo. Ci Dici. sono 23. Lei È dice. l'ultima. Aspetta. Papo tu. Mo vi dico perché. No, aspetta, però non gli annanzi. No. Tu che dici? Ma un qualche non ci sta a capo. No, raga, non sto ragionando più. Si è flashato bello e buono. Posso dire Aspetta io un come secondo. fa- ah. Non potevi No, dire, devi vabbè. muovere. Non non posso puoi- diventare- no, Eh. se no te lo devi giustificare. Infatti. Ce l'hai la Allora, giustifica. Io certo. Anche se è a scola, giustifica. Non No, hai studiato, no, il non hai studiato. ragionamento logico perché è uscito 23. No, raga, no, basta. non ce l'ha, 23. Allora, Ma aspetta, tu ora non so. No, Ah, 23, non lo posso dire, non No. devo giustificare. Allora, non lo so Ma hai scelto un numero. No. Ah, voglio posso dire dire. perché. 48. Allora, 1 più 1, 2, 1 più 2, 3, 23. 1 più 4, 5, 1 più 55, 1, 2, 5, 2, bravissimo. 2. Bravo. Bravo, 23. Bravo. Siamo pari. O sei No, scemo, sei sempre sei uno tu. Sa più uno, Roberto, ma incredibile solo per i geni, quindi tu non sei un genio. Intelligenza matematica. Stai zitto, però, già fai, state zitto. Su questa prova mettere in pausa il video. Ho scritto un libro per numerare tutte le pagine usate. Zitto! 2. Oh, ti sto leggendo la domanda! Zitto. Ho scritto un libro per numerare. Oh, ma sto dicendo mi voglio uno! Beh, guai, un cazzo morto bene, casi, non Oh, già lei. Ho scritto un libro per numerare tutte le pagine usato 2 cifre. 222. 2. Quante pagine ha il mio libro? Mo voglio. Ah, Aspetta. piccolina. Ah, 222 cifre. Tu sei professoressa al Conservatorio di Milano. Ma non so professoressa di matematica, quindi non cominciato a Ci scegliere. fa 222 cifre. Aspetta, possiamo fare un calcolo? Ecco. Devi fare. Fallo in mente. Ah, lo faccio io sola? Sì. Ok. Quello che a casa secondo me stanno in letargo. Calendario, misso. Comunque stai Ho pensando al capito, Ah, ci sì, sono capito. 222 cifre, quindi tipo 2000222. Capito? 222 zeri. Hai letto quante pagine ha il mio libro? Cioè il suo libro è composto per numerare tutte le pagine, ha usato 222 cifre. Per me 2. 2 pagine nel suo libro. Io ce l'ho Con libretto e forse. l'istruzione. Io forse ce l'ho. Stai a 10 minuti. Sono 222 cifre, Sì. però una pagina è 1, quindi è una sola cifra, quindi 222 più 222 meno 1. Quindi 443. Crea una pagina, no? Comunque c'è pure un risultato, non riesco a capire. È No, ma penso che lo 443. spiego. No, è qua. No, ma questo è troppo complicato, Questo manca luce. Ah, cioè, poi arriva- vediamo. Ah, boh, manca buio. Cioè, non No, vediamo, io non Sta parlando Albert Einstein. secondo me è antico. Un telefono, via. Nel senso che, per esempio, che ne so, Guarda, mette in mano in cuore. 1000, no? 1000 a 1, 0, 0, 0 a 4 Quattro cifre. Invece 222 cifre sono 222 Comunque, Andrea, zero, senti per lì. Aspetta, esempio. posso vedere un attimo sto telefono? Secondo me ci sarà qualche altra cosa, No, comunque no, la soluzione è quella là. Questa è la soluzione. Hai capito? Però perché? Appunto, no, ma stanno un numero che non capisci, di là di un numero non capisci. Possiamo vedere? Si dimostra che il numero di pagine è dato da 222 uguale 3 numeri di pagina E che è meno 3? 108. Il 3 non capisco. E ma pure 108, che è 108? Fammelo 4. 108. Che è meno 4? Fa. Meno 4. 104. Quindi 110 pagine. Si vuole c'è una calcolatrice, fa. No, raga, ma Scusate, Ah, ho capito che Ma che cazzata! capito? Il numero di
di pagine n è dato da 2, 2, 3, quindi sono 1, 2, 2, 2. 3, 2, 2, 2, sono 3 numeri, Ah, sono tre. 3, però 108 non Un ho 108 non capito. capisco. Ah, boh. Oh, un telefono. Aspetta! Camma tu cantà, quanto sa? 108 che è? 108 Non lo so euro. che è 108. Vabbè, comunque per il momento siamo Roberta in vantaggio di 1 e questa io ve lo giuro, sono curioso di sapere se c'è qualche genio che ci segue, fateci sapere effettivamente che è il 108. Allora, la regola la già le dico, sono molto semplici, devi trovare la parola estranea nei gruppi che ti mostrerò. L'unica parola che non può essere collegata in alcun modo a tutte le altre. Allora, domanda 1, ecco qua. 10 domande e solo 20 Posso secondi. andare io? Toro, gatto, pecora, ornitorinco e giraffa. Quale tra queste non c'entra niente? E perché? Questo è un test di logica, Toro, gatto, pecora, ornitorinco e giraffa. Pecora. Siamo una pecora. Pensate alle 4 zampe, la prima volta. Già l'ho pensato, ma ce l'hanno tutti quanti. Non so qualche è l'ornitorinco. Ornitorinco. Aspetta. Allora, odore. Ah, Però odore. le corna potrebbero che essere. tieni pure tu. Mamma Ah beh, secondo me è ornitorinco. Tu perché dici. non lo sacciano. Ok. Questa è la spiegazione. Toro ha 4 lettere, poi va a scalare, giraffa 5. No, toro 4 lettere, gatto 5, pecora 6, ornitorinco è la più lunga. Ah, il letto lo stai facendo tu? Sì. Allora, la risposta è ornitorinco. Ma perché? L'ornitorinco è una delle 5 specie di mammiferi ancora esistenti che depongono uova invece di dare alla luce i piccoli. Eccolo qua l'ornitorinco. Piacere, ornitorinco. Domanda 2. Autobus, vagone, cocchio, slitta e automobile. Cocchio. Che è il cocchio? Che ne so. E perché dici cocchio? Cocchio, che già zecco mezzo vagone, autobus, Secondo me la slitta. automobile, slitta, ma sono tutte Aspetta. cose che, capito? Che Che cammina. viaggiano. Tu dici cocchio. Secondo me è il vagone perché è l'unico, cocchio non so che è, però mi fido, però è l'unico che non ha un motore, cioè il vagone è senza motore. Vado, andiamo? Io ce l'ho la Io ho risposta. detto Ah, vai. cocchio. Che è il cocchio? E tutte e due state inguaiate. Perché la slitta. Avete mai visto una Perché? slitta che roda? Ah beh, ma la slitta di Babbo Natale vola però è Ma non te ne roda! Ma che cos'è il cocchio? Cocchio. E che cocchio ne so io? Comunque sapere. Sì, però posso dire una cosa, però anche il mio ragionamento non era male, pensavo che il cocchio c'era. Perché c'era l'hai il vista motore. una slitta con le ruote? Però in realtà neanche la slitta c'ha il motore. Però ci sono quelle elettroniche di ora, di nuova generazione. Domanda numero 3. Eliminate quella che non c'entra un cocchio di niente. Ferro, bronzo, argento, oro e rame. Cavoglia! Ah, Dai, stati dai, zitto. oh, per me fai. Secondo me Secondo me Ferro, pure ferro. secondo me. Perché il rame. Perché non hai mai visto un tiziano senza No, ferro? perché La il risposta è bronzo. Il bronzo non è un elemento chimico, è una lega di rame e di un altro metallo. Alluminio, nickel, berilio o stagno. E quindi Berilio. è fatto di un altro metallo. Da premettere che non ho fatto chimica. Io l'ho fatta ma alle superiori. Vediamo invece se hai fatto questo. Decimo, quadro, casco, cometa o matita. Stai zitto! Che cazzo c'entrano? Io non riesco a capire. Allora, il decimo è meridio, quadro è udinannanza, il casco, E che li canzo mette a Napoli? la cometa, sta sempre qua. A stella. E la matita è che le devo mettere in culo. Ok, ce l'ho un quadro. Io in realtà avevo fatto un altro ragionamento. Quadro, Non è nessuna, perché la parola era casco, perché è l'unica parola di 5 lettere. Quindi- Ma vaffanculo, il ragionamento mio prima. ma voi non siete attente. Chi è la più ignorante, non la più intelligente? Di quale stato fanno parte le Hawaii? Giappone, Stati Uniti o Messico? No, Perché se forse la faccio pure io. Hawaii. Hawaii. è passata Messico. Stati Uniti. Che è Giappone? No. No, ti sto facendo così perché Roberta hai Stati smesso. Uniti. Ah, Ah beh, però ma ti il viene Messico in fa mente. parte degli Stati Uniti. Lo stretto di Una Gibraltar. parte. Lo so che è una nazione a parte, però non fa parte diciamo di un... Vabbè, stiamo là, dici tu. Lo stretto di Gibilterra separa la Spagna da quale paese? Tunisia, Algeria o Marocco? L'ho studiato a scuola. non dita. le so. Ah, diciamo Diciamo la mia quando tre. finisce. Tunisia. Marocco. Ma questo l'ho studiato. Amo. Più Ma che uno. stato stai Vamo! facendo? Ma io ho fatto il linguistico, era Io proprio- no. Quanti stati ci sono negli Stati Uniti? Yeah, pure questa. Dai, sono tutti uniti! Delle stelle. Dalle stelle alle Le stelle, stati. oh, le stelle negli Stati Uniti quante sono? Lo dovresti sapere. Forse lo so pure io. Aspetta. Però il Messico non c'è. Non lo so.
Quando ne so? 50? 50, 58, 52, forse tu sai pure. Vai, io dico 52. Tu? Ma perché quando faccio i video 50. sei scema? Ma va. Ok, tutte e due sbagliato. Ma che ne sappiamo? Mi esce Di male in peggio. Mamma, ma io geografia sono proprio ignorante. Come è morto Luigi XVI di Francia? Annegato di malattia o decapitato? Secondo me ti è capitato. Secondo me dei matti erano un po' tutti. Come muore Luigi XVI di Francia? Decapitato! Calma! Pari! Di nuovo Ma io pareggio. voglio scemo, voglio. Ah, ok. Perché c'è sfigure. Di che anno è la Costituzione italiana? Aspetta, Dai. la so. Dimmele però. 1935, 1948, 1972. 48. No, 72. 48! Ancora! Cavolo, Nel sono l'Italia. 72 che hanno fatto? Scusami. Anzi, che ne pensi? Onestamente. Mo che No, ne nel pensi? 72 hanno fatto una cosa però. Te lo pide, tu accetta. In quali paesi si trova l'Everest? Cina e Tibet, Cina e Nepal, Cina e India. In Cina sicuro. Tibet, Nepal o India? Nepal. Non lo so. Nepal, Tu dici Nepal? Ti fidi di questa cosa? Cina e guarda, Tibet. Vediamo, vediamo. Che Incredibile. dov'era? Guarda. Nepal! Incredibile, più 2 Lo siamo. sapevi dove certo. sta il- Calma, più 2. Qual è il fiume? Vabbè, il fiume più lungo d'Italia, subito. Po. Perché è un po' lungo? Sempre più 2 Roberto. No, più tu, mo fai schifo. Ma che... Chi è stato l'ultimo marito di Cleopatra? Fammi leggere. Andrea. Cesare, Augusto o Marcantonio? Secondo me Marcantonio, mi piace questo nome. Tu? Cesare, non c'è Cesarone. Io dico terzo. Marco Antonio, non ci credo! Non ci credo! Ma io me lo ricordavo sto Marcantonio, non so dove ci ha pizzato però. Più 3. Qual è l'oceano più grande del mondo? Indiano, Atlantico o Pacifico? Fammi vedere. Amo, vi fa buono, lo. Stavo facendo figure in me. Pacifico secondo me. Perché tu sei pacifica? Amo, bisogna di un altro, bisogna recuperare. Stai zitto. L'Oceano Atlantico. No, quell'indiano, l'India è la cosa più grande al mondo. Tu hai detto Pacifico? È indiano, va giù. Pacifico! Amo, Siamo più più qua. 4, non Ma ci che credo. cazzo dici? Dinne un'altra! Magari un Milano contro Napoli, va giù. Quali erano le principali potenze dell'asse durante la seconda guerra mondiale? Germania, Giappone, Italia. Germania, Russia, Italia. Francia, Giappone, Italia. L'asse, che con l'asse? L'asse mediano. Che ti porta a Roma. Oppure l'asse da stilo. No, Germania, Russia, Pure Italia. secondo me Germania. Che stava Roosevelt là. Roosevelt. Roosevelt. La culo segnato. Che dite? Germania, Giappone, Italia. Aspetta, te. Perfetta, seconda guerra mondiale, boccia, ci è piaciuta. Come si chiama la capitale del Laos? Paxe. Si cae. Amo, mamma mi stiamo in Ade e non si scendere. Vientiane o Luang Prabang? Ya. No, Yan già sta come. Luan Parabang. Tu? Pazze. Luan Parapal, che? Vientiane, Ma tu lo sapevi? quando è nata la Repubblica Italiana? Vai. Amore. Non fa figure No, per no, l'Italia. no. Io saccio, io saccio. Ma non è Posso? la domanda. No, cazzo, quello era... Che hai detto? La Repubblica Italiana. Ah, quella è l'unità. Faccio schifo pure io. 2 giugno del 48, 2 giugno del 46, 2 giugno del 40, il 2 giugno sicuro. 2 giugno. Repubblica Italiana. Quello di prima Anche come le era? hit, tu, il 48. Prima quindi era la Repubblica Italiana. Me però... Che era la Costituzione. Mamma, ci Costituzione muovo io. italiana, però la Repubblica non è nata prima. Quindi 46. Quel gioco. Mi Vabbè, sembra io lo- 46 a me. Però Sì. mi Vediamo, sembra sai, 46. Tu per te 48, prima di fare Secondo il me vai. 46. 46. 46. Sono salvo, vado! Sono salvo! Ho detto io che 56. c'era prima. Allora, facciamogli fare allora una domanda, vediamo, così diamo l'antipasto magari di un altro video. Ah, Chi è più poi. dirigente mo? Domanda secca tra me e Giovanni. Fatela. Allora, quanti canti ha la Divina Commedia? Più delle opzioni, più di Infatti, se la pensione. 1, 2, 3. Quanti canti? La Divina Commedia, ma non so quanti. Ma paradiso, inferno, È purgatorio. I canti. Ma non so quanti. Ma non so più assai sui Ma canti. poi non so canti, su. La scala. I canti del vedi? I canti del paradiso. No, i canti del. Oh, I canti. paradiso. I gironi pure. però- 3 era tu, inferno, Ma pure i purgatorio e canti. paradiso. Sì, No, i canti io volevo dire. No, dice una cosa, una stronzata e fa. No, i canti.
I canti sono di più. I canti dai tipo, i canti dai sono quasi un'opzione. 8. Dai un'opzione. sono molti. 52. dico. Vai, dici l'opzione. Ma dici un'altra domanda più facile. Tu qua stai studiando una divina commedia. Allora, Nel mezzo del cammino di nostra No, vita di quanti- mi ritrovai. Io non ho In segno. oscura. Il paradiso quanti canti ha? 10, 21, 33. Io dico 21. 10. 33. Ciao, io. L'annelis. Hai visto? E poi giudicare a noi. visto? Ok ragazzi, allora se questo video vi è piaciuto, vi siete divertiti e vorreste altri video con questo quartetto magico unico, una nuova era. Io voglio assaggiare qualcosa che cucina lei. Come la faremo, non ti preoccupare. Con l'aiuto di Giovanni. Quindi se volete altri video di questo genere, lasciate quanti mi piace? 5.000, 5.000 i punti che ho perso. 5.000 mi piace e vi porteremo un altro video di coppia. Mi stavi tirando il gomito in faccia. E you. Ciao!